Pierluigi Cappello era una specie di incarnazione del Friuli. La sua terra ha materiato ogni fibra della sua personalità umana e poetica, sia che la esprimesse nella poesia in friulano, sia che la mediasse con la lingua italiana. Pochi autori ho conosciuto che avessero un'impronta così viva dei luoghi in cui erano cresciuti nella loro produzione. Credo che questo dipenda anche dal fatto che ha scoperto il suo universo in un momento in cui questo universo ha subito il grande trauma del terremoto, e questo ha fatto da moltiplicatore per l'intensità dell'affetto con cui si è legato ai suoi luoghi. La cosa non riguarda solamente i paesaggi, lui è un uomo cresciuto in altura e ha sempre ritenuto di appartenere al cielo e di avere conseguentemente questo sguardo onnicomprensivo sulle cose che si materiava poi di singoli particolari nel momento in cui andava sulla pagina. Ma non solo di paesaggi si fa la sua poesia, quanto anche della sua gente. Persone lui ha scritto scampate al tiro della storia, persone umili che hanno vissuto una vita faticosa, ma che lui ha amato profondamente e ha saputo ritrarre con grande maestria. Per me Cappello è legato soprattutto alla sua casetta di Tricesimo, questa baracca che il governo austriaco aveva regalato ai terremotati del Friuli. Era una casetta esposta alle intemperie, molto fragile, esposta alle visite di animaletti poco desiderati, e la sua condizione di salute avrebbe preteso che lui cercasse una casa diversa, ma questo mi ricordo, e questo è l'aneddoto, se vogliamo, di questa casetta che è stato il teatro dei nostri incontri, teatro con questo sipario della famosa tenda che lui scosta in questa celebre fotografia passata sulla copertina delle sue opere. Pur avendo l'esigenza di traslocare e di trasferirsi, esitava sempre a farlo, perché gli interessava di più costruire altro, costruire per l'appunto la sua produzione poetica. Lavorava a Mandate a dire all'imperatore, una delle sue ultime raccolte, quando mi disse che non aveva modo di riflettere al trasferimento perché sennò avrebbe perso il libro. Perdere il libro come si perde un figlio, una cosa profonda che dice l'importanza che per lui aveva la scrittura poetica, anche al di sopra di un minimo agio nella vita. Io penso che i luoghi principali del Friuli siano tutti buoni per leggere Cappello. In particolare raccomanderei Chiusaforte, naturalmente, che è il posto che lui più ha amato e dove è cresciuto, e Tarcento, dove avrebbe dovuto andare a vivere. Tarcento con la sua corona di monti, con la splendida Villa Moretti, con quel dente sbrecciato di vecchio friulano che è la rovina del castello.